Benvenuti al punto, benvenuti qui a Telefriuli, benvenuto anche al sindaco di Forno di Sopra, Marco Lenna. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie sindaco per aver fatto tutta questa strada, è venuto qui a trovarci, mi fa molto piacere. Sempre un piacere venire da Allora, voi. parliamo subito delle nuove opere, no? Mi pare sugli scudi questa volta il municipio, insomma una massa di soldi è arrivata a Forni, però le opposizioni criticano aspramente, mi dicono anche volantini, anonimi, insomma una cosa di altri tempi, ecco sindaco. Ma è una cosa di altri tempi, ma l'ho definito anche in altri momenti come un atto fanciullesco. Lì è un po' la perdita di coscienza di un problema molto grave che ci siamo trovati nei primi anni di amministrazione, che era quello di avere un edificio tecnicamente non predisposto alla sismicità. E vivendo noi in una zona, direi, altamente sismica, non era più il caso di poterlo tenere in piedi. Oltre a questo sono state fatte tutta una serie di indagini di vulnerabilità sismica invasive e anche a livello di calcolo e oggettivamente le risposte su questa struttura, che è anche strategica, sono veramente ridicole, molto basse rispetto anche a tante scuole che in questo periodo sono sempre in fase di restyling dal punto di vista sismico. Dopodiché, perorando un po' la causa, dicendo anche che insomma, il municipio, oltre che essere il centro funzionale di un comune e l'anima amministrativa di un'intera società come la nostra, Poi il comune vostro, anche il municipio è un fulcro assoluto, è un no? comune che fa comunque 250.000 presenze turistiche l'anno, quindi direi che non è proprio uno degli ultimi. Devo essere sincero, il presidente, il vicepresidente e l'assessore alle autonomie locali, compreso tutto il gruppo di maggioranza, mi hanno dato una grande mano e sono riusciti a darmi un contributo cospicuo che mi permette di abbattere il municipio e realizzarlo nuovo. E i tempi, sindaco? Ma allora, noi siamo abbastanza fiduciosi che riusciremo a espletare la gara e l'avvio dei lavori entro il prossimo anno. I progettisti sono già al lavoro, stanno già lavorando bene. Adesso ci arriverà una prima bozza generale di progetto dove ci chiederanno chiaramente gli elementi di dettaglio da inserire o da togliere o da migliorare. Dopodiché possiamo andare avanti con la stesura del definitivo e l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie e successivamente l'esecutivo e il bando di gara. Bene. Poi ci sono anche altre opere, no? Comunque la viabilità mi pare che la fa da padrone in questo momento, a parte la situazione no, climatica che cioè se da una parte il turismo è contento perché va su a sciare, eccetera, con tutti i dovuti crismi, però la viabilità ne risente, no? Beh, allora, sulla viabilità sulla 52 Carnica, troppo tempo probabilmente che non si investono soldi per sistemarla, per rettificarla e per migliorare alcuni punti così definiti neri. Ci sono 2 o 3 cantieri in essere con dei semafori che sono dovuti all'annoso problema della galleria di San Lorenzo Forni di Sotto, dove adesso ANAS ha un cantiere molto impegnativo per riuscire a drenare le acque esterne, e in più c'è un cantiere importante tra Forni di Sopra e Forni di Sotto dove c'è stato uno scoronamento di un massiccio che sta avvenendo giù e quindi adesso sono i rocciatori che stanno lavorando. Di certo le ultime nevicate non è che hanno agevolato questi lavori, anzi li hanno rallentati. Abbiamo anche altre opere in comune, come dicevi prima, importanti, ad esempio da poco è arrivato un finanziamento da parte della Regione sul teleriscaldamento. L'altro problema annoso grosso nostro è il gas, no? Noi viviamo non con il metano ma con l'aria propanata che ha dei costi quasi 3 volte rispetto a quelli del metano. Per fortuna abbiamo una centrale a teleriscaldamento, adesso sono arrivati circa 300.000 euro per riuscire ad ampliare la rete e far collegare nuovi utenti. Stiamo lavorando pian piano per riuscire a essere un paese completamente green dal punto di vista anche E questa mi energetico. pare la politica ambientale l'avete sposata da tempo, no? Mi pare va avanti, insomma, molto Sì, bene. va avanti, mi ricollego anche un attimino al municipio prima, perché nel municipio riusciamo a fare un'operazione molto interessante, che è quello di creare una piastra interrata di parcheggi, dove il turista quando arriva può parcheggiare la macchina in sicurezza, al riparo delle intemperie, e muoversi all'interno del paese, sia nella zona pedonale sia con i mezzi comunali. Insomma. Bene, allora abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato dei turisti. E il turismo?
Ma il turismo, diciamo che la crescita estiva è stata importantissima, abbiamo fatto un più 25%. Anche, ho visto molti eventi anche importanti. Molti eventi, stiamo chiaramente facendo una campagna di marketing molto intensa e di Sì. comunicazione molto intensa, che sta dando ottimi risultati. Più 25% non ce lo saremmo mai aspettati, è stato un risultato molto interessante, ma la stessa qualità del turismo è cambiata. Non abbiamo per fortuna più gruppi Sì. che quando si muovono tirano sempre un po' al collo i prezzi su ogni cosa dove vanno, ma bensì abbiamo un turismo di famiglia. Forni di Sopra è sempre stato meta di turismo in famiglia. Sì, 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 sì. Quindi insomma si sta stabilizzando verso questo tipo di turismo. Verso questo tipo di turismo che secondo noi è anche, io lo chiamo anche il turismo del ritorno, perché quando tu porti tuo figlio fino a, non so, 15-16 anni sta a Forni, vive a Forni, dopo chiaramente dai 16 anni ai 30 fa la sua Sì. esperienza fuori, E quindi dopo, ma quando fa la famiglia torna, no? Sì. Perché si ricorda del posto. Quindi c'è un cambio generazionale, ma sicuramente c'è anche un momento di ritorno nel paese. Ecco, quindi allora là l'economia della zona, diciamo, la vede in maniera positiva, nonostante il Covid, no? Ma la vedo positiva, devo essere anche sincero, ci sono stati contatti con diversi imprenditori ultimamente su alcune strutture che sono chiuse e sono interessati a prenderle e a rimetterle a posto. Quindi c'è anche un fervore da questo punto di vista. Quindi è appetibile, insomma, la zona, perché, È insomma, appetibile e devo dire anche che il mercato sta avendo una continua richiesta di case, di appartamenti, di risistemazioni, quindi gli artigiani per fortuna sono tutti con lavoro, nessuno si lamenta. insomma, è positivo, è una bella cosa, è bello sentire questo, insomma, soprattutto per una zona come la montagna che ha bisogno sempre di punti di riferimento che siano anche emulati anche da altri comuni, insomma, no? Quello sicuramente, l'unica cosa che noi dovremmo fare un po', qua mi affianco agli altri sindaci ma anche agli amministratori regionali, per evitare un attimino lo spopolamento della montagna è quello di riuscire a far sì che i nostri giovani possano avere dei fondi economici per le start-up e per iniziare il loro vivere in montagna, che è la parte più difficile in questo momento. Per rimanere lì, in Per sostanza. rimanere lì, perché la voglia di rimanere c'è, spesso c'è un po' di paura sugli investimenti, quello sicuramente, ma manca anche secondo me un po' di formazione su quello che è l'economia e su cosa si potrebbero adattare. Ecco. Ecco, abbiamo parlato tutto bene fino adesso, le tasse come sono lì a Forni? Ma allora, durante il Covid il Comune è intervenuto in maniera pesante sulla tassa dell'immondizia Sì. con circa 47.000 euro nella prima tranche e altri 50 nella seconda tranche, quindi circa un centinaio di mila euro per abolire tutte le tasse sull'immondizia, soprattutto negli alberghi che erano quelli che non hanno lavorato, alimentari, alberghi, Quindi non hanno ristoranti e bar. prodotto neanche, no? Oltre a questo siamo usciti con 2 contributi specifici per le attività che hanno avuto una carenza di lavoro, che sono rimasti chiusi, che hanno avuto un ristoro dal Comune di 1.000 euro netti. L'unica cosa che noi abbiamo chiesto su questo ristoro è che chiaramente fossero a posto dal punto di vista fiscale nei confronti del Comune. Beh, chiaro. Però diciamo che avere 1.000 euro cash in pronta mano, probabilmente un po' di bollette, non è che ti risolvano il problema, ma almeno alcune bollette. Aiuta, se no fa sentire il Comune vicino a chi E ha adesso difficoltà. vedremo come va la stagione, chiaramente dove c'è la necessità di poter intervenire o dilazionare o comunque riuscire a mettere qualche fondo di bilancio per questa situazione, siamo pronti. Ecco, Sindaco, gli eventi in questo periodo, che è un periodo, diciamo così, topico, no? Cioè, sono le festività natalizie, c'è l'ultimo dell'anno, insomma, quindi la montagna ha sempre attirato molto, non solo i residenti del Friuli Venezia Giulia, ma anche, diciamo, quelli che vengono dall'estero. Quest'anno sarà un po' più complicata, perché mi pare che la situazione è molto... La situazione è un po' complicata perché la normativa anche sul cover mi sembra che sia abbastanza in itinere, non c'è una linea fissa per il Non sappiamo come momento. andremo a finire, insomma. Diciamo che adesso in programma ci sono da qua fino a febbraio circa 160 eventi, giornalieri addirittura. Ci sono dalle ciaspolate
in fondovalle per chi non è un esperto, in montagna in quota con i maestri di sci o con la guida alpina. Sì. Ci sono le camminate sulla neve, ci sarà la fiaccolata dei maestri di sci l'ultimo dell'anno, stiamo vedendo di organizzare il Capodanno in piazza, sempre permettendo la possibilità di poterlo fare col Covid, c'è il mercatino di Natale, ci sarà una serie di animazioni all'interno del paese aspettando Natale e quindi continuamente ogni giorno c'è un qualcosa da fare, il turista diciamo non si annoia, c'è sempre qualcosa. Ecco, l'associazione dà una mano ovviamente, sono anche il fulcro, no, di queste cose. Beh, noi abbiamo 3 elementi principali. Una è la rete di presa Dolomiti, Forni di Sopra Dolomiti di tutti i sensi, che è quella che raccoglie tutte le partite IVA, fa la promozione e una parte di animazione. Abbiamo il gruppo, l'associazione, gli Iceman, che si stanno dedicando proprio a una parte di animazione, e abbiamo anche la Proloco del nostro comune, che oggettivamente è quella che ha organizzato tutti i mercatini, la festa dei funghi, i vari eventi nel paese, e quindi diciamo che la sinergia tra queste 3 entità ci sta dando una mano a far sì che il paese possa emergere in maniera positiva, insomma. Ecco, quindi se uno vuole capire le giornate, gli orari, eccetera, va sul sito del comune. Va sul sito del comune oppure sul sito di Forni di Sopra Dolomiti di tutti i sensi, trova comunque un calendario molto nutrito, oppure anche negli uffici di Promo FVG, insomma. Ecco, parliamo un momentino della situazione dell'ANCI, no? Perché parlando fuori onda io chiedo a tutti i sindaci la questione degli enti di decentramento regionale, ci sono poi le varie comunità collinari, le comunità di montagna, eccetera. Come funziona la vostra collaborazione? C'è collaborazione con i sindaci, tra i sindaci? Allora, diciamo che la nostra comunità forse è una delle ultime che è partita, sta facendo, chiaramente non dobbiamo negarlo, difficoltà a trovare sia il presidente, il direttore generale, il presidente Hermes De Crignis. Diciamo che la mazzata delle UTI è stata un qualcosa di veramente difficile. Riprendersi da un sistema e rimetterne in moto un altro, chiaramente ci vogliono i suoi tempi. Quello che noto è che c'è buona volontà per poter risolvere questo problema e emergere. E quindi piano piano, dai, ce la facciamo. Diciamo un po' di tempo, alla fine un po' di tempo arriverete. ci vuole. Di certo dobbiamo ricostruire un sistema intero. Quindi va un po' di tempo, quindi Esatto. è evidente, no? Bene, allora con queste considerazioni del primo cittadino di Forni di Sopra, che ringrazio ancora per la sua disponibilità e per la sua anche chiarezza nelle esposizioni, naturalmente io vi do appuntamento alla prossima puntata con un altro sindaco, un altro comune, un'altra realtà. Alla prossima. Grazie a tutti voi.